Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti a Montebello. Oggi faccio un percorso di cui ho sentito sempre molto parlare. Dicono sia molto bello e che valorizzi ambiente e territorio della zona. Passeremo tra viti e campi coltivati, colline, insomma ci sarà un bel mix di cose interessanti da vedere. Organizzato e gestito molto bene. Sono arrivato alla piazza del paese, sono andato al bar Castello, dove mi hanno dato questa piccola brochure con spiegato tutto quanto l'itinerario. E adesso andiamo, si parte e facciamo questo percorso, il bello di Montebello. Montebello è un paese che risale all'epoca dei Veneti antichi, quindi del IX secolo a.C. più o meno, e durante la dominazione dei Romani si trovava tra la via Postumia e praticamente sulla strada che collegava Genova ad Aquileia. Quindi pensate un po', ci sono nei video scorsi la via Flavia che sono arrivato ad Aquileia, di cui passava la strada che andava direttamente ad Aquileia. E nel Medioevo fu un feudo di una famiglia nobiliare della zona, però poi su questo ne parleremo anche lungo il percorso. Parte su una pista ciclabile e vediamo cosa ci riserva questa bella giornata di cammino. Questo obelisco qui dietro è stato eretto a metà del 1800 e in memoria della battaglia di Sorio, e qui morirono circa una cinquantina di studenti che, solo armati di fucile e poco altro, cercarono di combattere gli austriaci. Quindi diciamo che questo percorso è immerso in una natura agricola tipica delle nostre zone, però ha in sé anche molta storia. Volevo dire che ci sono 3 percorsi, uno verde, uno blu e uno rosso, di diversi cronometraggi, di diversa lunghezza, e merita davvero. Siamo in un posto incantevole, a 2 passi dalla città, immersi nella natura. Cosa volete di più dalla vita? In questo momento mi trovo a Gambellara, che è sempre stata terreno di contesa tra vicentini e veronesi. Zona ricchissima di vigneti, appunto, rinomata per i vini. E guardate un po' qui, anche se il cielo non è così bello, apprezzate, perché probabilmente si è proprio perso il senso dell'apprezzare le piccole cose. Sotto questo cartello che indica selva
ci separiamo dal sentiero blu e proseguiamo per quello rosso. Abbiamo lasciato il sentiero verde qualche chilometro più indietro e facciamo un giro lungo, dai, che tanto la giornata si presta al cammino, si presta alle riflessioni e magari le condividerò con voi nel mentre. Qui ho appena attraversato il paesino di Agugliana. Sì, diciamo che questo pezzo è molto bello a livello paesaggistico, molto caratteristico, però c'è troppo asfalto per i miei gusti. Però accetto da camminatore, devo dire che bisogna adattarsi a tutti i tipi di percorso, tutti i tipi di sentiero. C'è l'asfalto, accogliamolo, accettiamo e credo che proprio l'adattamento sia fondamentale, insomma, per chi vuole intraprendere percorsi, chi vuole intraprendere cammini, ed è un insegnamento anche che il cammino dà alla vita. Qui dietro di me ci sono delle antenne di comunicazione e il mio momento riflessivo di giornata è che si comunicava di più quando si comunicava di persona e non si usavano i cellulari. Sembra una frase fatta, sembra una cosa banale, però ho anche appena trovato dei signori su alla trattoria e scambiare due parole con loro è stato molto piacevole. E il contatto diretto, il confronto, il dialogo fanno sempre crescere e aiutano anche ad elevarsi spiritualmente. Avete visto negli scorsi episodi il cammino fatto alle Canarie. Bene, in quel cammino devo dire che io non ho mai avuto il telefono carico al 100%. E la cosa bella è che mentre qui guardo, ricerco, vedo, mi intrufolo nei siti, uso i social e là mi sono reso conto che non avevo bisogno dei social perché mi sentivo di avere tutto e tutto quanto era in uno zaino e in tutto quello che gli occhi vedevano. Chissà, magari sarò sbagliato io, magari sono fatto diversamente da quello che è la società moderna, però cerchiamo di più il contatto, cerchiamo di più l'amicizia, cerchiamo di più il confronto. Ecco un po', questo è quello che mi veniva da fare nel momento di riflessione, forse portato anche dal cuore, perché a pochi chilometri da qui c'è il paese di Santa Margherita, che per la mia famiglia ha un valore molto forte, molto importante, ma magari ve lo racconterò in un altro video, in un altro episodio specifico, chissà mai. Intanto procedo in questo sentiero rosso del bello di Montebello e andiamo avanti.
discesa da Agugliana fino al paese di Zermeghedo, dove sono adesso. A questo punto, con Castello Maltraversi qui davanti, si riuniscono i 3 sentieri. Prima vi dicevo dell'epoca medievale, questo è il Castello dei Maltraversi. Non so perché c'era il cancello chiuso prima e vediamo se c'è un altro ingresso, perché vorrei vederlo. Non abbiamo visto il castello, in compenso però una bellissima vista su Villa Miari. Ho letto adesso nel libricino che mi è stato dato all'inizio, e adesso sono già in quel di Montebello. Sto entrando in paese. Eccoci di nuovo alla piazza del paese, eccoci arrivati dopo 17 km e 200, mi pare, sì, 17 e 2. Io, allungando un po' e guardando cose che mi interessavano, sono arrivato ai 18. Il bello di Montebello. Allora, che dire di questo giro? È un giro che sicuramente valorizza il territorio, è un giro che sicuramente ha molte cose storiche ed interessanti da sottolineare. È un giro con un saliscendi misto collinare, non male assolutamente, ottimo, credo sia adatto a tutti quelli che vogliono fare strada. Se devo essere sincero, però, mi aspettavo di trovare meno asfalto. Ecco, l'unica cosa che mi viene da dire come contro di questo giro è il troppo asfalto, sia all'inizio sia alla fine. Comunque, come dicevo prima, bisogna adattarsi a tutto, questo è il bello di camminare. Da Montebello io vi saluto, spero che anche questo video vi sia piaciuto, lasciatemelo sotto nei commenti, scrivetemi le vostre opinioni, mettete i like, condividetelo se volete, aiutatemi a far crescere il canale, iscrivetevi, a voi non costa niente, a me è tutto di guadagnato. Grazie infinite, a presto, tante cose belle a tutti.